Pochi cittadini padovani sono a conoscenza che durante la Seconda Guerra Mondiale un sobborgo situato alle porte della città fu sede di un grande campo di concentramento, in cui furono internati oltre 10.000 sloveni e croati. In una delle due caserme militari tuttora esistenti a Chiesa Nuova dal giugno del 42 al settembre del 43, l'intendenza della Seconda Armata istituiva infatti un campo di concentramento per soli uomini. Allo scopo di fare luce sulla vicenda abbiamo raccolto testimonianze di persone che, direttamente o indirettamente, hanno vissuto l'infausto periodo confrontandole con le ricerche effettuate da studiosi della storia locale che hanno cercato la ricostruzione storica dell'evento. Quando hai cominciato a interessarti del campo di concentramento per internati civili slavi di Chiesa Nuova? Risale a quando io posi una domanda a Vittorio Marangon e chiesi informazioni su questo benedetto campo per slavi. Lui mi dice: questa è una domanda a cui non ti so dare molte risposte, ti posso testimoniare semplicemente con il mio vissuto. Nel 1938 lui mi disse, il parroco mi diede una lettera per un confratello che era sloveno e che per salutarlo, per portare i saluti, io partii e in bicicletta feci 800 km, mi pare dice più o meno questo chilometraggio in bicicletta. Quando mi presentai in questo villaggio chiesi informazioni, nessuno mi diede informazioni, se non che mi avvicinai alla parrocchia con difficoltà. Arrivo a San Pietro del Castro, il parroco aveva la lettera del vescovo, non vuole ricevere, dice che lui gli italiani non li... insomma, non vuole parlarci. Di parlare con gli italiani. Ho detto: ma io sono figlio di un vecchio antifascista, allora venga. E mi accorsi della grande ostilità che anche negli ambienti religiosi cattolici c'era nei confronti degli italiani. E mi posi la domanda: perché? Perché? Successivamente appunto fui arruolato, fui inviato nel sud della Dalmazia e compresi il perché di questo dramma e vedi delle cose gravissime nei confronti della popolazione civile. Nel 1941, tra l'altro, mi fu richiesto da molti di portare della posta a Padova, a Chiesa Nuova, nel campo di internamento per slavi. Quando ero in Dalmazia, la popolazione che si fidava mi dava i pacchi da portare a Chiesa Nuova. Quando tornavo a Carico, tornavo carico di pacchi che portavo, che non potevo parlare però con gli internati, ma so che le guardie che le ricevevano li hanno sempre consegnati, perché poi gli internati scrivevano a casa che non ne ha avuto il pacco. Era un campo di internamento però dove si soffriva la fame e se non si ammalava era curato, per modo di dire. E per cui io sono per chiederti che tu faccia un'inchiesta su questo. Casualmente, parlandone con un nostro concittadino, mi disse: io sono nato alla corte dei Tiso, che si trova a fianco della caserma, e mia madre lavava i vestiti dei militari all'interno della caserma. Il nome poi lo troverò di chi è questo concittadino, e chiesi a questo nostro concittadino di accompagnarmi a fare delle foto della caserma e facemmo tutto il perimetro della caserma fotografandolo. E quindi lui mi spiegava: questa era la stradella, qui è stato ucciso uno, in fondo dall'altra parte vedi qui dentro qualcuno è fuggito, e mi descriveva alcune scene. Successivamente andai in biblioteca e trovai un libro fotografico di Usardi. Quel libro fotografico mi permise di avere documentazioni. Così praticamente iniziò. La caserma di Chiesa Nuova, che nel 1942 ospitava il 41° Reggimento d'Artiglieria del Regio Esercito Italiano, venne trasformata in uno degli oltre 120 campi di concentramento voluti dal Duce, dove furono internati circa 130.000 sloveni dell'imploso regno di Jugoslavia per volontà del generale Mario Roatta, comandante del Super Sloda, ossia del Comando Supremo Militare Fascista di Slovenia e Dalmazia. A prescindere dalla vegetazione, all'epoca quasi assente, il campo era esattamente identico a come appare ai giorni nostri.
ampio e spazioso, dove, come testimoniano queste foto di reclusi, gli internati erano liberi di circolare nel campo, ma ogni tentativo di fuga era represso. L'11 di settembre un gruppo di 4 internati cercò di fuggire attraverso questo muro, perché al di là c'era un sentiero che portava in via Pelosa e a Chiesa Nuova ed era utilizzato dai contadini per andare a messa. La sentinella tedesca, che probabilmente era su questa torretta, sparò e uccise un ragazzo di 28 anni colpendolo alla testa, uccise immediatamente. Questo ragazzo si chiamava Erega Milengo, almeno dalle carte di sepoltura che ho trovato nell'archivio comunale. Il signor Usardi, cittadino padovano di Chiesanuova, ha coltivato l'amore per la storia locale e ha scritto alcuni libri di ricordi su questa parte di territorio, tra cui anche sul campo di concentramento della caserma Romagnoli. In tipico dialetto padovano legge un brano che riporta l'infausto episodio di tentativo di fuga citato da Biasia. Per qualche tempo la caserma attuale Romagnoli ha servito come campo di concentramento per i prigionieri di guerra slavi. Sentivo dire che non stava mai, ma la voglia di essere liberi da essere stata tanta per chi tentava spesso di scampare. I guardiani erano stati un poco di tempo italiani, un altro poco i tedeschi. Si vede che si dava il cambio. Mi ho visto quando si scampava un ufficiale slavo che si andava a nascondersi nel fosso della mura. Il posto si sta circondato da un ufficiale italiano che gli tira fuori la pistola per dire al slavo di arrendersi. A me ricordano sempre il slavo che tremava come una foglia e l'italiano che furigava nel custodia della pistola per cavare sicura. Dopo si venivano avanti 2 sergenti col fucile e si andava loro nel fosso a Torre Slavo. Un'altra volta invece che ne si scampava un altro finché faceva a guardia i tedeschi. Il luogo trovò morto la mattina nei stradini che dall'osteria del Campanario andava fino a Peosa, che aveva sparato un tedesco dalla garita di guardia. Mi sono andato a vedere quando che il prete si andava a dargli una benedizione. Nella Romagnoli fu adibita a campo di concentramento, là furono portate migliaia di cittadini, io li ho visti, giovani, no, bambini non posso dire, ma ce n'erano sull'età di 15 anni, erano già donne e vecchi e uomini che venivano rastrellati. L'occupazione della Jugoslavia portò via questa gente e li mise in campo di concentramento. In sostanza erano detenuti, ecco, ma... Sì, perché la distinzione era tra internati repressivi e protettivi. Quelli protettivi, sì, in un certo senso... Sì, ma dico che gli internati erano in buona parte sloveni, internati perché rastrellati poi, non erano militari. I repressivi erano la grande maggioranza degli internati rastrellati e sospettati di essere favorevoli al movimento di liberazione sloveno. Le immagini di cui siamo venuti in possesso si riferiscono ad alcuni protettivi. Essi rappresentavano una esigua minoranza che non ha superato il centinaio ed erano protetti dal regime fascista in quanto anticomunisti e probabili futuri componenti della milizia volontaria anticomunista. Dai documenti dell'archivio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito emerge che i repressivi sono stati complessivamente fra 3.500 e 4.500, mentre i protettivi si aggirarono attorno ai 40-100.